È da maggio che chiediamo alla Regione di avere risposte rispetto alle notizie che ci arrivano dai territori sul blocco delle assunzioni di personale medico e di personale sanitario già in graduatoria concorsuale. Così la CGIL regionale, a fronte delle numerose segnalazioni pervenutele, chiede alla Regione trasparenza di informazioni in merito al differimento delle assunzioni posticipate da graduatoria da oggi al prossimo anno. Noi abbiamo la necessità di incrementare di almeno 5.000 figure professionali del comparto e come minimo 1.500 medici dirigenti. Noi siamo in questa situazione in cui anche gli incrementi che sono stati fatti durante il periodo di Covid purtroppo non sono sufficienti, perché incrementi di personale, perché in parte hanno coperto delle gravi deficienze che noi abbiamo ereditato dal 2019, 18-19 e in parte insomma sono stati attivati anche nuovi servizi dopo il Covid, vedi ad esempio le semi-intensive, che hanno assorbito una notevole quantità di personale. E poi c'è anche la questione salariale. Il Veneto, rispetto alle 21 realtà sanitarie a livello nazionale, nel 2021, ultimo dato pervenuto, si trovava al 15° posto, spiega sempre la CGIL. Nel 2020 eravamo al 14°, ma per una serie di incrementi che la Regione ha fatto legati all'emergenza Covid, mentre negli anni 18-19 eravamo al 16° posto. C'è bisogno di continuare ad integrare il personale con nuove assunzioni, chiede la CGIL, proponendo anche il come. C'è bisogno di fare un'operazione col governo e più ampio il governo con l'Unione Europea per togliere tutta una serie di vincoli che sostanzialmente, se confermati, porteranno al collasso la sanità.